Allora, siamo a Bove del Grappa, quindi veniva del sacco. E niente, allora dovremmo andare alla Madonna del Cornon e abbiamo modificato un po' il sentiero classico e praticamente arriveremo alla cava, però passeremo per le gallerie, il sentiero delle creste, mi sembra che era, e niente, arriveremo insomma al Pian dei Nosellari, almeno l'idea è questa, facendo un anello. E basta, in teoria non dovremmo trovar neve, speriamo. E la giornata non è male, che è tanto ventosa. E niente, ci aggiorneremo più avanti. E ciao! Questo sentiero degli Scalpellini ha una pendenza mostruosa, non so se dalla camera si nota, ma sarà tutta dal 30-40%. C'è di bello che si sale in fretta. Adesso noi arriviamo a questo quadrivio e praticamente lasciamo qua il sentiero degli Scalpellini. Si potrebbe arrivare su praticamente un po' più corta, parecchio. Invece noi abbiamo deciso di fare tutta la costa qua, arrivare fino alla Madonna del Cornon, che questo è il sentiero panoramico, e poi un po' più su ci dovrebbe essere il sentiero delle gallerie. Andiamo a vedere, qua chiama al Cornon 3 km, 100 metri di dislivello, 60 minuti di tempo. Andiamo a vedere. Lasciamo per un attimo gli Scalpellini, lo riprendiamo dopo più su. Abbiamo sbagliato un bivio, ci siamo trovati più alti e il nostro sentiero invece è là sotto. Quindi adesso stiamo un po' attraversando campi, però era solo per farvi vedere il panorama. Abbiamo fatto questo. Esatto, sentiero della panoramica, ma panorama zero, quindi abbiamo dovuto sbagliare per il panorama. Oh, adesso si ha una bella vista sul Bassano, il fiume Brenta, e si vede anche il ponte degli Alpini. Ok, finiamo adesso il sentiero panoramica, andiamo su verso il sentiero delle gallerie. Qua poco distante c'è il Cornon, che dopo passiamo a vederlo, un santuario, e c'è anche un bivacco vicino e penso che la faremo alla pausa pranzo, adesso vediamo. Sentiero delle gallerie, distanza 1 km 18, 261 metri di dislivello, 40 minuti. Buono. Eh? Beh. Ok. Aspetta che l'hanno fatta corta da una parte. Sì, esatto. Andiamo a vedere questa galleria. C'è una corrente d'aria fredda, quindi in teoria dovrebbe esserci un'uscita. Vediamo. E infatti qua vediamo delle uscite. Andiamo a vedere. Ok, siamo giunti a questo bivio. Noi arriviamo appunto da qua, dal sentiero delle gallerie, e qua si arrivava dal sentiero degli Scalpellini. Adesso lo riprendiamo su. Adesso qua facciamo una piccola deviazione che qua su mi chiama un bunker, sopra il monte La Gusella mi sembra. Andiamo a vedere.
però lo vedo recintato, nel caso si farà la cima e basta. Eccoci qua davanti a quello che mi chiamo bunker, però zona militare, c'è il cancello, quindi meglio evitare. E vabbè, amen. Ecco, faremo una raccolta fondi. Aspetta che parte il momento Sì, critico. facciamo una raccolta fondi, no? Ognuno di voi mette dei 5 euro in su, se no non ce la facciamo. Quello che si sente, quello che si sente. Vabbè, io parto alta, poi Ok. vabbè. E ci compriamo la casetta, poi se ci volete venire a trovare vi ospitiamo. Certo, Vi offriamo un caffè. bene accetti tutti, naturalmente un po' alla volta, perché potrebbe essere un'idea. Arriviamo alla chiesetta alpina. Arriviamo a San Francesco, patrono d'Italia. E qua proprio dietro a San Francesco c'è una galleria del 15-18. No, non dirmi che è chiusa. Bene, usciamo. Qua troviamo anche la strada che indica o Cimagrappa o Bassano, penso sia quella di Camposolagno in teoria. E adesso noi dovremo arrivare a Pian di Nosellari, 10 minuti, dovrebbe essere il nostro punto più alto. Bene, siamo arrivati a Pian dei Nosellari, 8,61. Adesso qua dietro ancora un po' di salitina e dovremmo aver finito. Nove e 50, riprendiamo il 9,50. Oh, ritorniamo a vedere la luce. Siamo alla Madonna del Cornon. Salve, ciao. E qua c'è il bivacchetto. Adesso facciamo una pausa pranzo.
qua. Sono ancora impappolata. Abbiamo finito di... Abbiamo appena finito di mangiare. No, non roba nei denti. E niente, siamo... Niente, prendiamo il sentiero, 20 minuti dovremmo essere giù al parcheggio. Bene, No, arrivederci. mi fai parlare, già non mi piace parlare, dopo mi interrompe. Siamo qui, adesso ci metto un po'. Siamo al tempio della Madonna del Cornon, fatto dagli scarpellini, adesso invento perché non mi ricordo, questa non me la ricordo la data. No, comunque vabbè, siamo qua e abbiamo mangiato nel bivacchetto, bellino, sto parlando, Ah, scusa. brutto maleducato. E abbiamo due possibilità per scendere a Pove, o questo sentiero qua, ma non sappiamo i tempi, e se no quello che stavamo già facendo del CAI, che è questo, a 20 minuti. E niente, prendiamo questo e arriviamo. Ciao! Oh, siamo tornati al punto di stamattina, adesso ci manca solamente un po' di paese e arrivare al parcheggio che vi ho fatto vedere stamattina. Manu, raccontaci. Aspetta che sto bloccando. Allora, è carino, sentiero basso, abbiamo trovato neve lo stesso, ma nevicato, perciò è normale. E sicuramente a fare periodo invernale. E niente, noi l'abbiamo modificato passando per la strada della... Panoramica No, e... non era panoramica. Vabbè, quello che è. Comunque chiamiamola strada panoramica. E delle gallerie, e sinceramente molto molto carina, anche se poi il panorama era più sulle gallerie che non sulla strada panoramica, comunque vabbè. E allora il sentiero è molto segnalato, ben segnalato sul sentiero degli Scalpellini. Se si esce da lì però sì, bisogna fare un po' di attenzione Ce ne perché sono un po' magari meno. esatto, i segnalini non sono proprio così evidenti o frequenti. E niente, bel giro, corto però bello sostanzioso perché comunque è abbastanza Sì. dislivello in poco. Un po' di allenamento. Esatto, per l'allenamento. E calzature buone perché sono tutti ciottoli così, Sì. sassi, si scivola e la caviglia fa ciao ciao. Il terreno non è il massimo, soprattutto in discesa. Bene, ci vediamo alla prossima. Se visto che non vi costa nulla, vi iscrivete al canale, ci fate un grosso favore. Alla prossima, ciao ciao!